Tra le novità di Vinitaly 2022 l'Orange Wine Festival. Prima volta qui a Verona, in realtà però la manifestazione nasce 10 anni fa in Istria. Accomuna quei produttori, piccoli e medi produttori che utilizzano una particolare lavorazione delle uve. Parliamo della macerazione che conferisce poi a questi vini una tipica colorazione ambrata, orange per l'appunto. Sono vini dove sono quasi alla frontiera del nostro paese, quindi grandi distinzioni tecniche non ci sono distinzioni sul saperlo fare poi alla fine il vino, e questa è una delle possibilità della collaborazione che ci può essere con i paesi. L'Italia, ripeto, ha anche grandi produzioni frontaliere e quindi insomma non è solo una competizione rispetto a quello che noi possiamo svolgere nei confronti della Slovenia, non è solo competizione ma anche collaborazione. I produttori che sono oggi qui presenti sono tutte aziende di piccole o medie dimensioni, dove praticamente il vigneron, ovvero il viticoltore, e chi anche lavora la terra, produce il vino, cerca di praticamente rappresentarlo, e qui c'è praticamente tutta l'ideologia, ovvero tutta la filosofia legata al rispetto del territorio, al minimo intervento sia in vigna che in cantina. Ecco perché questi vini diventano speciali, perché praticamente sono delle opere d'arte che rappresentano il territorio. Opere d'arte realizzate da veri e propri vigneron, coloro che curano il vino dalla vite fino all'imbottigliamento. Una grande rappresentanza arriva dalla Slovenia. Ai nostri microfoni abbiamo l'ambasciatore. Wine growing sector has developed enormously in the last 40 years. When old owners of vineyards and cellars have sent their new generation abroad to advance their technology and knowledge. They brought back the most advanced technologies, but in regards to the quality, I think that Slovenian wine growers have made an enormous journey in the last 40 years towards the best quality wines.